Giovani, futuro e valori. Parole che a volte sono inflazionate, usate più per propaganda che per raccontare la realtà dei fatti. A Cassola, Sponda e Eurocalcio, quelle tre parole sono invece un credo, un mantra per chi allena, per chi gioca e per chi fa il dirigente. L'Eurocalcio del presidente Stelio Carletto continua a crescere e prossimamente lo farà ancora di più. Tra i progetti del club c'è infatti quello di aprirsi a una sorta di azionariato che coinvolgerà sostenitori e imprenditori della zona per ampliare l'offerta educativa e sportiva a tutti i ragazzi. Un progetto ambizioso per i piccoli calciatori del comprensorio e non solo. Dare fiducia ai giovani vuol dire aumentare le possibilità future di ognuno di loro. Dare fiducia a chi crede nei giovani, come l'Eurocalcio, significa trasformare quelle possibilità in realtà concrete. L'Eurocalcio è scuola calcio elite, un riconoscimento importante ma anche un impegno importante. Ce ne parla il responsabile dell'attività di base, Ivan Bergamin. Essendo Eurocalcio scuola calcio elite abbiamo delle riunioni informative di cui ne abbiamo già fatte una, e queste riunioni sono una con gli arbitri, una sull'alimentazione che l'abbiamo fatta questo lunedì e ne abbiamo un'altra con la psicologa, una con il pronto intervento e uno con un relatore sulla tecnica, visto che abbiamo l'affiliazione con il Vicenza con il signor Lorenzo Simeoni. Numeri importanti per questa stagione all'Eurocalcio, più di 350 tesserati. Che soddisfazione c'è nel vedere, la maggior parte di loro sono bambini, così tanti piccoli campioni con la maglia rossoblù. Noi siamo contenti a vedere questi bambini che si divertono e il nostro obiettivo come Eurocalcio è quello di fra un paio di anni a superare anche quota 400 di tesserati.